In questi giorni i popoli della Gran Bretagna hanno votato sulla Brexit, ovvero sulla possibilità di uscire dall'Unione Europea. Il voto è stato per la maggioranza appunto per la scelta di uscire, per lasciare l'Europa alla sua sorte e quindi pensare a quella che è l'indipendenza della Gran Bretagna. Però la cosa curiosa è che alcune di queste realtà, come la Scozia e l'Irlanda, che appartengono alla Gran Bretagna, ovvero realtà che hanno a cuore l'indipendenza dei loro territori, hanno votato in prevalenza per rimanere nell'Unione Europea. Allora qualcuno ha notato questo paradosso e non riusciva a spiegarselo, e lo spieghiamo noi. La cosa è molto semplice, è che gli scozzesi, come i catalani, come gli irlandesi, come i veneti, credono nell'Europa dei popoli, non credono, non possono credere nell'Europa degli stati. Quell'Europa che si è creata nella peggiore immagine e somiglianza degli stati risorgimentali, con la burocrazia, l'appesantimento delle procedure, tutta una serie di meccanismi che hanno tolto al popolo la fase della partecipazione democratica, dell'esercizio della sovranità, in favore della burocrazia e della diplomazia. Ma non può resistere l'Europa nata dall'alto. Noi abbiamo bisogno di qualcosa che nasce dal basso, democraticamente, in Europa quindi democratica e non burocratica, nata per esercizio di sovranità popolare, magari con la democrazia diretta referendaria, piuttosto che con le scelte della diplomazia che dall'alto vuol governare i fenomeni che riguardano il nostro futuro. Quindi, al di là delle preoccupazioni che si scioglieranno in breve tempo, si andranno a dissipare rapidamente, dei mercati che sono instabili, della borsa che crolla, quello che è importante, quello che si deve apprendere è che la Gran Bretagna ancora una volta ci insegna che la democrazia viene prima di tutto, la possibilità di votare. E quindi accanto alla Brexit è giusto che oggi anche in Veneto pensiamo alla Venexit, ovvero la possibilità di votare ancora per un referendum sull'autodeterminazione del popolo veneto, perché solo dalla partecipazione del basso delle comunità dei popoli regionali dell'Europa potrà nascere quella che tutti auspicano da Spinelli in avanti, da Ventotene in poi, come l'Europa che tutti meglio ritengono possa interpretare i bisogni dei cittadini. Quindi ben venga l'atto di democrazia, ben venga una scelta popolare. Io credo che le preoccupazioni di questi giorni per la borsa e per i mercati siano secondarie. Va difesa la democrazia. Viva la Brexit, viva la Venexit, viva l'autodeterminazione. L'indipendenza passa attraverso l'esercizio della democrazia e della sovranità del popolo. Guai a preoccuparsi della scelta che viene dai cittadini. Noi ci crediamo e l'indipendenza veneta parte da questa base, da una base democratica, da una base di volontà popolare che nessuna norma formale può impedirci di esercitare.